grandi eventi del territorio oggi fa capolino a Follina. Luca, grazie dell'invito che ci hai voluto dare, ripartiamo in sicurezza, ma ripartiamo. Sì, finalmente si riparte dopo 2 anni di inattività del Comitato Isolamento di Farola Bella e Guarda. Abbiamo voluto ripartire con un mercatino, chiamavano SAP, comunque carino. Ci sono più di 65 espositori, tutto in sicurezza, abbiamo lasciato spazi per le casette, ampi spazi per camminare, passeggiare, quindi potete in sicurezza vi aspettiamo a Follina. E quindi ricordiamo le date. Le date sono 4, 5 e 8 dicembre, Ecco, dalle 9:30 del mattino alle 19:30 di sera. Finalmente che ripartiamo, finalmente, perché era una cosa ormai sentita da tutti, sentita dall'amministrazione, sentita dalla comunità e soprattutto sentita dai nostri volontari, da tutte le mie associazioni, che voglio ringraziare proprio qui pubblicamente, non solo il Comitato Festeggiamenti Parole Belle che riguarda, che ha allestito questi mercatini, ma anche la Prolotto di Valmareno e anche la Prolotto di Follina, che si sono adoperate per abbellire nuovamente il Natale e far sentire a tutti che dobbiamo ripartire con la nostra socialità di una volta, e questa è la cosa più importante. C'è tanta operosità, ci sono tanti volontari che con il loro lavoro e la loro dedizione possono raggiungere veramente risultati ottimali come la manifestazione di mercatini di oggi. Questo è sicuramente un traguardo, uno dei tanti. Prima si è parlato di bandiera arancione, c'era anche la Presidente Sezzionesco, insomma da 2 anni siamo un luogo ancora più riconosciuto a livello di patrimonio dell'umanità, a livello di presenza, di arrivi turistici, e tutte queste iniziative sicuramente danno modo di essere ancora più capaci e attrattivi nei confronti delle persone, cittadini della provincia e della regione, ma anche persone da fuori. Tommaso, tu sei un consigliere, ma dietro hai una squadra, la Regione Veneto, che sostiene questi progetti e spinge, notizia di pochi giorni fa, finanziamenti per tutte le attività in difficoltà. Ma assolutamente sì, la Regione cerca di stare vicino il più possibile a queste attività nei limiti delle nostre possibilità, però ci siamo e non vogliamo appunto lasciare indietro chi si dà da fare per il nostro territorio e per la nostra regione. Grazie. Bellissima questa, perché festeggiamo la bandiera di colore arancio del Touring Club nel comune di Follina, che di fatto insomma fa compagnia con quella di Borgo Valbelluna, dove è il mio comune, appena di là di queste bellissime montagne delle Prealpi Venete. E poi è una giornata di grande rilancio, dello stare insieme, della voglia di senso di comunità, di poter continuare a vivere il nostro Natale, stando sicuramente attenti per colpa del coronavirus, che è ancora presente tra di noi, ma dobbiamo continuare a poter vivere. Grande comunità quella di Follina, come tutte quante le piccole grandi comunità del nostro paese, che permettono di fare grandi manifestazioni con tantissimi volontari che lavorano decine di giornate ogni anno in maniera gratuita per far sì che il nostro paese possa continuare a dimostrare la sua bellezza, che si fa attraverso i volti più belli, si fa attraverso le bandiere arancioni del Touring Club, si fa attraverso i tanti volontari, questi bellissimi mercatini e tutte le manifestazioni del Veneto e dell'Italia intera. Dobbiamo esserne orgogliosi, veramente orgogliosi. Luca, un'ultima cosa, ti facciamo un po' particolare perché abbiamo visto sia all'inaugurazione ma anche poco fa davanti a queste telecamere, sia il ministro D'Incà che il sindaco hanno voluto elogiare il lavoro della vostra associazione e dei vostri volontari, quindi un grande grazie a tutti i volontari. Sì, grazie a tutti i volontari, senza i volontari non andrei avanti neanch'io, quindi grazie a tutti i volontari, al consiglio che mi supporta e tutti i volontari che in questi giorni lavoreranno duro e hanno lavorato in precedenza, perché sono 2 mesi che lavoriamo duro, che ogni 10 giorni cambiano le regole, lunedì
cambiano ancora, abbiamo anche l'8 dicembre, ci stiamo informando, ma sembra che tutto si possa svolgere in sicurezza con il Green Pass, visto che siamo all'aperto e quindi considerato come fiera. Dunque noi ti ringraziamo intanto dell'invito, guarda che non mi dimentico che mi hai promesso che appunto questa intervista di fare un giro a bere brulè e castagni fatte. Certo, saluto tutti gli ascoltatori, auguro a tutti un buon Natale, adesso andiamo a berci un brulè e mangiare una castagna. Perfetto, grazie Grazie a mille. tutti.